Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Attila Total War. Allora, ho visto dall'ultimo gameplay che il gioco vi è piaciuto molto e sicuramente volete vedere una campagna sempre imperiale con l'impero romano d'Occidente, però mi avete detto e consigliato di impostare la modalità difficile, visto che conosco i Total War, e sicuramente renderà le cose molto più incalzanti, molto più divertenti. Quindi scegliamo l'impero romano d'Occidente. Alla fine non avevamo fatto quasi niente, avevamo sì e no completato due turni, avevamo guardato un po' la mappa, avevamo osservato il gioco insieme. Quindi dico, è importante che tutto sia ovviamente nella norma. Allora, andiamo nelle impostazioni campagna. Abbiamo impostato tutto. Come obiettivo vittoria abbiamo detto l'obiettivo militare. Iniziamo la campagna con l'impero romano d'Occidente. Sappiamo un po' tutto adesso. Il nostro obiettivo principale sarà quello di come dire, regolare la situazione ai confini, anche se mi era venuta in mente l'idea di radunare tutte le unità in una certa area, quindi spostare tutti i nostri eserciti indietro, raggrupparli e cercare di difendere un'area più piccola rispetto a un'area più grande. Perderemo più province, questo è sicuro, però avremo più tempo per riformare un esercito e riformare le nostre infrastrutture. Non riuscirò mai a tenere i confini saldi in questa situazione, perché non abbiamo i soldi per mantenere un esercito e una flotta e qualsiasi altra cosa. Quindi per me dobbiamo portare indietro tutte le nostre unità. Guardate, va bene, questa è la missione, la sappiamo. Ricerchiamo l'ambito militare per adesso. Allora, siamo, come ho detto, pronti. Allora, abbiamo necessariamente un esercito qui a nord, qui in centro e uno a sud. 3 eserciti nei confini per cercare di controllarli meglio, anzi 4. Io stavo pensando di lasciare questi territori ai barbari e tornare un po' indietro. Dobbiamo riuscire a magari torniamo a Mediolanum, eccola qui, Mediolanium, scusate, e cerchiamo di controllare, cioè perderemo tutta questa zona, diciamo, questa zona confinante con il nord dell'Italia, e vedremo un po' di difendere il confine italiano e soprattutto magari Vesonzio fino a qui. Possiamo perdere solo queste province, ma almeno faremo, come dire, una sorta di piazza pulita e cercheremo di riorganizzarci molto meglio, addestrando nuove unità e raccogliendo più soldi. Anche perché da queste parti non è che ci sono così tante risorse, ci sono solo foreste, sono solo cittadine così momentanee, non è che c'è chissà che. Quindi addirittura qua ci sono solo pelli. Quindi ragazzi, io dico che è importante perdere questa zona di Sirmium, per esempio Sopiane, scusate, e magari controllare il confine italiano senza perdere troppe unità. Adesso che pure la campagna è difficile, sarà tutto molto più complicato. Qui abbiamo un esercito che potrebbe darci fastidio. Infatti io immediatamente, visto che ancora non è un impero, diciamo un popolo nomade, però come si vede ancora non siamo in guerra, tenterei di riparare a questa situazione. Quindi ci muoviamo con la legione 30ª verso Turonum e ci muoviamo anche con questa legione, la 22ª, la portiamo qui. Spostiamo anche questa legione 10ª verso Mediolanum e quest'altra legione la portiamo qua. Scusate ragazzi se la strategia non è di vostro gradimento, però credo che sia la migliore. Nel nord dell'Inghilterra io dico di rimanere qui, perché questo è il punto più alto. La città è anche ben fortificata, quindi credo che possiamo tenere il controllo dell'Inghilterra, che come ben sapete esistono davvero tantissimi giacimenti di carbone. Quindi vediamo di tenerla. Allora, vediamo un po'. Qui ci dovrebbe essere una flotta? No, ci deve essere una flotta da qualche parte. Vediamo un po'. Ah, le flotte si trovano ovviamente. Sì, ci sono delle flotte di supporto, perché per esempio qua ci sono i franchi che potrebbero attaccarci, anche se sono nostri alleati, diciamo in un certo senso. Vediamo un po'. Nel sud abbiamo qualche esercito. Abbiamo una legione terza qui, però io la terrei in Africa, anche se gli africani non è che sono così bellicosi. Ecco, sono sicuramente di tutto rispetto. Qua addirittura abbiamo l'altro impero. Questa legione io dico che la possiamo lasciare qui per mantenere l'ordine pubblico alto. E allora ragazzi, potenziamo le nostre infrastrutture.
Allora, innanzitutto, abbiamo detto che questa zona... Allora ragazzi, abbiamo spostato quindi i nostri eserciti, ho dato un'occhiatina veloce a tutto l'impero e vediamo di potenziare, come abbiamo detto, i nostri introiti. Vediamo, qua abbiamo dei campi a Segusium, possiamo creare per esempio un gregge di pecore, avremo cibo, sicuramente fertilità in questo terreno, ricchezza e aggiuntive derivate dall'allevamento della fertilità locale, quindi un gregge di pecore, perfetto, una colonia addirittura, che potrebbe dare ricchezza derivante dall'economia di sussistenza, fornisce una guarnigione piccola ma importante, ma lasciamola perdere. Qui c'è un acquedotto, un accampamento della guarnigione, un piccolo monastero, addirittura qui abbiamo degli oliveti, potrebbero dare ricchezza derivante dagli accordi dagli edifici commerciali, produzione di risorse, quindi dell'olio d'oliva. Potrebbe essere importante perché costa $3.000. 3.000 dollari, scusate, 3.000 soldini, a quell'epoca c'erano i sesterzi. Ravenna, possiamo espandere Ravenna e magari collocare qualcosa di interessante, come per esempio delle officine, che sono utili per le attività produttive. Va bene, mi sa che possiamo anche espandere Genova, eccola qua, e collocare da questa parte anche, vediamo un po' se ci sono, ecco, attività produttive locali. Bene, stiamo potenziando un importante elemento commerciale da esportare, quindi le olive da questa parte. Dov'è questa città? Vediamo un po', un pochettino a nord, sarà un po' difficile tenerla sott'occhio, quindi è meglio non espanderla, meglio tenere, ecco, per esempio a Burdi Gala, vediamo di creare qualcosa, un sito di costruzione, delle officine per l'attività produttiva. Con i prossimi soldi cercheremo di regolamentarizzare un po' la situazione dei servizi sanitari e dell'ordine pubblico. I governatori. Io direi di assegnare qualche governatore. Eccoci qua. Questo è il Senato, a quanto pare. Di assegnarlo intanto in Italia e dopo di metterne un altro in Spagna. In Spagna, eccoci qua, anzi in Aquitania, no, in Africa, ho sbagliato. Dov'è? Vabbè, ormai l'ho messo, ragazzi. Non posso toglierlo più, se no devo aspettare più turni. Quindi qua abbiamo un governatore, poi lo togliamo. Mettiamo un po' influenza religiosa. Dov'era? Produzione di cibo, ordine pubblico, perché è sotto la norma. Quindi vediamo di garantire un miglioramento. E ne avevo messo un altro, mi sembra, in Italia. E qui possiamo sicuramente fare qualcosa. Pane e cibo. Sfruttiamo questo. Fine del turno. Un altro governatore. Ma credo che costi adesso. Ma io non voglio pagare. Andiamo. Vediamo un po'. E ovviamente i sassoni attaccano una nostra, diciamo, cittadina, Camdolium. Arrivano con le navi, sono lancieri, sono superiori a noi, non abbiamo possibilità di vittoria, ragazzi. Abbiamo, guardate, neanche 500 uomini contro il triplo, quindi io direi di combattere in modalità protettiva. E scappare non ce la possiamo fare, questo è ovvio, neanche combattendo. Non vale neanche, almeno io combatto quando abbiamo, non lo so, gli avversari hanno tipo 1000 unità di vantaggio massimo. Però chiamata alle armi, è successo qualcosa. L'impero romano d'Oriente, l'aggressore l'impero di Sasanide finalmente dichiara guerra. E quindi possiamo attaccarlo. Cioè, nel senso, ragazzi, dobbiamo entrare a fianco del nostro alleato, perché non posso non dichiarare guerra ai Sasanidi, perché guardate, l'impero romano d'Oriente ci aiuterà in ogni modo contro tutti questi vandali, contro tutti questi barbari, quindi dobbiamo entrare in guerra. Abbiamo davvero tantissimi accordi, e poi è l'impero romano d'Oriente, non possiamo lasciarlo. Anche a livello storico dobbiamo rimanere accanto all'impero romano d'Oriente, quindi dobbiamo entrare a fianco del nostro alleato. Sappiamo la storia, l'impero romano d'Oriente sicuramente durerà molto di più dell'impero romano d'Occidente, quindi anche per una questione interessante
ci hanno dichiarato guerra, noi chiediamo aiuto ai nostri alleati, perfetto. Anche per una questione non interessante di continuità storica, dobbiamo mantenere gli imperi uniti, anche se sono divisi, però quello spirito di salvezza lo dobbiamo mantenere. E ovviamente anche da questa parte notiamo un assedio. Non possiamo fare niente di che, possiamo sempre combattere, ragazzi, in modalità protettiva, come vi stavo dicendo, perché abbiamo 400 uomini contro 1400, quindi più del triplo, ed è impossibile per me vincere una battaglia del genere con appena 4 unità, di cui una anche di 20 uomini che sono i cavalieri. I Suebi non dichiarano guerra perché io ho spostato le unità, come potete vedere, sono impauriti da questi 3 eserciti che, anche se indeboliti, possono dare sempre fastidio. Insediamento razziato, come potete vedere, da queste parti, un altro insediamento in Pannonia, e addirittura un giovane viaggiatore dice di aver avuto una visione mentre camminava. Un buon auspicio, ordine pubblico, +2. Bene, abbiamo raccolto altri soldi, le nostre unità possono tornare finalmente nei loro luoghi che abbiamo scelto. Quindi, attenzione, qua ci sono anche altre unità. Allora, questi popoli migratori qui, dove sono? Eccoli qua, gli uccisori che sono fermi qui. Stiamo attenti perché possono darci molto fastidio. Quindi io adesso avanzo. Queste unità si stanno riprendendo. Perché no? Perché non stanno recuperando? Ah, stanno recuperando. Sì, perfetto. Quindi io dovrei unire questi 2 eserciti. Con la modalità marcia forzata riuscirei ad arrivare da questa parte. Vediamo se possiamo muoverci. Vai. E spostiamo tutte le unità che ci servono in questo esercito, così abbiamo un esercito forte e possente finalmente. Quest'altro che è in marcia forzata, che è solo il generale, lo lasciamo perdere. Ah no, questo è tutto. Allora facciamo un altro cambio. Spostiamo tutte queste sopra, compreso anche il trabucco qui. Così abbiamo ovviamente questa legione ferma qua dentro. Qui solo il generale. Questo generale ci servirà da altre parti per radunare altri eserciti, quindi lo possiamo spostare un po' più avanti. Così nel caso questi dovessero rompere le scatole, li possiamo fronteggiare per bene. Allora, mi ricordo che è scoppiata nel video precedente un'epidemia proprio da queste parti per la mancanza di un impianto idrico. Vediamo un po'. Vediamo di aggiungere per esempio a Cesarea, ecco qua, che a quanto pare è la città più importante, un impianto idrico. Purtroppo non possiamo perché non ha i fondi, ma li lasciamo pronti. A Palma di Maiorca, vediamo un po', ci sono dei fonditori. Ajax, che sarebbe in Sardegna, non c'è nulla per adesso. Narbo, dov'è Narbo? È qui, terreno non sviluppato. Fontana, no, volevo fare più che altro io dei campi per garantire altro cibo extra e ricchezza, perfetto. E adesso, ragazzi, possiamo passare il turno perché abbiamo questa legione qui che io la riporterei a Mediolanum. Qui a Mediolanum adesso io andrò ad espandere tutto e cercherò di potenziare per accogliere nuovi soldati. Questo esercito lo portiamo in città più riparato. E per adesso basta così. Andiamo di radunare le forze, andare avanti con le ricerche e basta per adesso. Questo esercito si sta riprendendo pian piano perché potete vedere non possiamo reclutare quasi niente per adesso. Solo piccoli e spiccioli soldati. Poi non abbiamo neanche tanti fondi per mantenere tanti altri eserciti. Quindi passiamo il turno. Ah, ci dichiarano guerra anche i Vandali. Chiediamo aiuto ai nostri alleati. Scusate. Ed ecco qua che attaccano nuovamente un'altra provincia. Questi soldatini, diciamo in mezzo, ragazzi, sono esclusivamente unità, diciamo, di stazionamento. Non è che sono granché nel combattimento, perché sono sicuramente inferiori. Io l'ho detto, ragazzi, queste battaglie non le combatto perché 400 uomini contro 1500 è davvero una battaglia impossibile. In questi giorni ho combattuto non sapete quante battaglie e quindi vi posso dire che così proprio è dir poco impossibile. Non ce la farebbero i nostri uomini, verrebbero proprio sopraffatti dagli altri. Gli Unni, per Romano d'Oriente. Vediamo un po'.
Ed ecco che i Suebi a quanto pare ci dichiarano guerra. E come volevasi dimostrare, ecco qua che avanzano verso un altro insediamento. E ovviamente dobbiamo combattere sempre. Anzi, io combatterei in modalità aggressiva, distruggendo più unità possibili. E adesso con quell'esercito che abbiamo radunato cercheremo di distruggere questa enormità di esercito. Gliene abbiamo uccisi solo 60, quindi neanche un'unità. Continuano a vagare questi come vandali, proprio vagano, distruggono. Intanto meno male in Africa un patto di non aggressione, riceveremo questo pagamento, va bene. Altra guerra dichiarata dagli Azici, che sono a quanto pare un popolo nomade, odia gli imperi rivali addirittura. Vediamo se possiamo ovviamente chiedere aiuto. Sirmium, non c'è nulla qui per insediamento razziato, abbiamo visto dove. E ovviamente il nostro impero adesso è minaccioso, come potete vedere. L'epidemia a Genova, addirittura un'epidemia qui, non pensavo. Wow, eccola qua. Mamma mia, potrebbe infestare questo esercito. Intanto abbiamo queste unità che sono quasi complete. Io le manderei in avanti per cercare di distruggere questo esercito nemico. Intanto con questa unità cerchiamo di fare qualcosa. Finalmente stiamo guadagnando di più. Ricerchiamo, ragazzi, l'arruolamento di protettores domestici. Sì, servizio ereditario. Anzi no. Ma sì, dai, servizio ereditario, vai. Ok, vediamo un po'. A Firenze terreno non sviluppato. A Genova, dov'è Genova? Addirittura c'è un'epidemia, quindi non possiamo far nulla dobbiamo cercare di evitare di entrare in contatto con questa gente per adesso. Mediolanum non c'è ancora un sistema idrico. Eccoci qua. Mi sembra di aver raccolto abbastanza soldi per evitare un'altra epidemia da queste parti. Vediamo un po' dov'era la zona. Qui nel sud non era Tignis. Allora, mi sembra di aver... Ecco qua. Quanto costa l'acquedotto? 2000. Mamma mia, ragazzi, c'è un ordine pubblico qua che va a scatafascio. Non possiamo costruire nulla. Magari gli potevo mettere qualcosa, per esempio una chiesa. Eccola qua, 2005. Niente, ci mancano i soldi per adesso. Un esercito lo teniamo qua dentro per cercare di... Vediamo un po' qua come va. Eccoci qua, solo a Costantina. Niente, ragazzi, dobbiamo investire un po' questi soldi anche in Africa. In Spagna mi avete fatto notare che la situazione è messa anche malissimo. Abbiamo davvero perduto ogni speranza. Però io metterei per esempio in qualche cittadina così, per esempio del nord. Vediamo se ne troviamo. Ah, addirittura un altro esercito qua, bellissimo. Wow, non l'avevo visto questo esercito. Un'altra legione. Però credo che sia fondamentale qua per mantenere l'ordine pubblico. Qui in Portogallo, per esempio a Brigantium. Vediamo se possiamo mettere qualcosa, una fontana. Servizi sanitari, ordine pubblico e derivante, perfetto. Mettiamo una bella fontanella per ripristinare un po' l'ordine pubblico e anche la sanità. Bene, ragazzi, allora qua vediamo di reclutare qualcosa. Mercenari costano parecchio, non abbiamo neanche modo di reclutare uomini per via dell'elevato costo. Cos'è questa? Riqualifica. Vediamo un po'. Ah, ecco, possiamo riqualificarli. Benissimo, potenziamo le unità che già abbiamo. Ok. Ecco, ragazzi, vedete che era intelligente quella tattica che vi avevo detto. Adesso loro attaccheranno queste cittadine, ma almeno noi ci trincereremo più all'interno, più vicino alle nostre unità. Adesso io con quest'altro esercito, questo esercito qui lo portiamo. Vediamo un po'. Una zona militare dobbiamo creare, ragazzi. Dobbiamo creare una zona militare, magari qua nel centro, a Mediolanum. Vediamo un po'. Siamo a 5, quasi su 7. Abbiamo una crescita di 42 a turno. Dobbiamo creare a Mediolanum una base militare. Quindi questo lo spostiamo intanto qui. A Lugundum. Anzi, a Lugundum
Dov'è Lugundum? No, per adesso niente, passiamo il turno. Allora, a quanto pare ci hanno attaccato un'altra bella città, i Vandali, in modalità aggressiva. Ma vi ricordo, ragazzi, che l'obiettivo era quello di resistere fino all'anno 400. Quindi dobbiamo... Cioè, il gioco programmava questa serie di attacchi. Cioè, mi ricordo che nei vecchi video conquistavo, ma noi abbiamo preso un impero in declino, quindi è normale che ci attacchino tutti. E dobbiamo... Anzi, forse, attenzione, l'impero romano d'Oriente cosa fa? Partecipa alla guerra, ci paga 1000 soldini. Si uniscono contro la guerra, puoi offrire loro degli obiettivi di guerra. Anche non si citano il tempo, così ricevere le missioni. Partecipare alla guerra contro i Visgoti. Ma certo, accettiamo. Ci prendiamo anche i soldi e accettiamo. Questi potete vedere che girano per il paese senza una meta, distruggendo e basta. I Mauri probabilmente attaccheranno Tignis. È assediata Tignis anche da questi Mauri. Eccoli qua, fanno un blocco navale adesso. Aspettate che forse questa battaglia è interessante, perché abbiamo 1200 uomini contro 660. Io, ragazzi, questa battaglia la combatto anche per farvi vedere un po' come è il sistema delle battaglie di Roma, di questo nuovo Attila. Abbiamo nella battaglia di Tignis una guarnigione di 660 uomini contro circa il doppio. Però in queste battaglie dove siamo in svantaggio del doppio, magari